Va in onda Filo Diretto. A te la linea. Grazie Radio Libertà. Noi siamo un'associazione Ufficio Rapporti Sociali formata da volontari al servizio per i cittadini, per le necessità dei cittadini. Il nostro tema di base, grazie a questa radio, è il codice della strada e come tutti voi sapete è stato appena rinnovato e quindi tra poco sarà in collegamento il nostro Arturo Calligaro che oltre a essere un professionista è anche un politico e quindi conosce bene e potrà spiegare bene tutto quello che la gente continua a chiedere e poi dovranno venire anche in ufficio per chiedere spiegazioni e vedere un po' come comportarsi, perché ci sono grossissime modifiche, tante variazioni e tanti cambiamenti e non tutti ne sono a conoscenza e ne potranno sapere. Quindi noi siamo a Volvera, noi siamo a None come ufficio, None in via Volvera 3. Chi vuole parlare con noi può chiamare il 328 07 15 232 oppure inviarci delle mail a ufrapportisociali@libero.it. Come ho detto, noi siamo dei volontari al servizio dei cittadini e siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Chi volesse chiamare alla radio per avere informazioni, se c'è la disponibilità, fa lo 02 92 94 7222 oppure inviare dei messaggi che poi ci vengono letti al 340 67 09 659, ripeto 340 67 09 659 e noi poi prendiamo nota e vi diamo le risposte. Quindi noi come base la mobilità, la circolazione e la sicurezza sono le nostre basi di discussione grazie a questa radio e in più abbiamo anche noi delle associazioni di disabili, gente che ha dei problemi e che partecipa alle varie manifestazioni. Che se c'è Arturo, iniziamo con Arturo, ringrazio, scuso di averlo disturbato perché abbiamo questo compito del nuovo codice della strada in funzione già da qualche giorno e quindi caro Arturo dovremmo spiegare tante cose, io ti farò le domande che vengono rivolte a me su quello che c'è scritto e tu darai delle risposte da conoscenza e anche da politico come grande politico della città di Moncalieri. Se ci sei Arturo ti ringrazio e ti do la parola, altrimenti spiego io già qualche cosa e andiamo avanti. Ciao Arturo, ci sei? Ciao Luigi, sono qua, un saluto, un abbraccione a te, un saluto agli ascoltatori e un ringraziamento sempre alla nostra regia e alla nostra radio. Sì, sono presente, come dicevi tu ci sono molte novità, questo codice ha portato numerosissime novità indirizzate a rendere le nostre strade più sicure per chi lo usufruisce. Noi appunto adesso tu illustrerai i vari punti in cui ci sono state le modifiche principali del codice della strada. Noi ci permetteremo anche di dare una chiave di lettura critica. Ovviamente è stato fatto molto, però come sovente noi ricordiamo non sono stati magari eccessivamente tutelati i cittadini onesti. Per cui lascio a te la parola così almeno affronti gli argomenti più interessanti, i punti più salienti di questo nuovo codice della strada e andremo a illustrarli. Grande Arturo, io ti do come al solito i titoli con caratteri cubitali e poi la sostanza dei caratteri normali dove tutti devono leggere la darai tu. Allora questo Arturo lo diciamo apertamente, sono già in vigore, è già entrato in vigore il nuovo codice della strada, quindi quello che diciamo qualcuno già
gli toccherà già anche subirlo o sopportarlo o conoscerlo. Ecco perché da noi martedì avrai parecchia gente, perché vengono anche degli altri commercianti che hanno saputo che ci sei, verranno lì a chiedere a te. Io ti faccio quello che mi dicono loro, Arturo. Allora, primo, deciso io il primo, ma poi uno vale l'altro. Ergastolo della patente, sospensione e revoca, cosa sono e quando scatta. Io ti dico la verità, quello che dico non me lo invento, è scritto nero su bianco e lo sai che quello che c'è scritto chiunque può venirlo a controllare, ecco perché nessuno ci critica o chiama dicendo che diciamo cazzate. Quindi questo qui ti faccio diciamo il sunto di quello che è questo ergastolo. Una delle principali novità è l'introduzione appunto del codice della strada e questo ergastolo della patente per coloro che guidano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e commettono reati molto gravi durante la guida, ad esempio non fermarsi dopo un incidente. È prevista la sospensione della patente da 7 a 15 giorni per chi infrangerà, la decurtazione di 20 punti per le seguenti infrazioni: chi supera i limiti di velocità tra i 10 e i 40 km all'ora, passaggio al semaforo con il rosso, inversioni di marcia dove vietato, sorpasso vietato a destra, mancata precedenza, mancato rispetto all'alto di un agente del traffico, mancato rispetto della distanza di sicurezza, circolazione contromano, infrazioni sulle autostrade. Adesso sto leggendo un ristretto, diciamo, no? Un sunto di quello che è. Poi nelle settimane prossime leggeremo in totale quello che vale. Secondo punto, Arturo, la guida in stato di ebbrezza, che la Camera entrerà in vigore ed è già entrato, chi guida ubriaco con tolleranza zero, ovvero sia se il tasso alcolemico, scusate la voce, è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, la sanzione sarà compresa, ecco perché la devi spiegare Arturo, perché a me mi girano già le palle, anche se non le ho più, tra 573 euro e 2170 euro, con sospensione della patente da 3 e 6 mesi. Se invece il tasso alcolemico è tra 0,8 e 1,5, i punti e con la doppia sanzione detentiva, arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro. Poi man mano che andiamo avanti abbiamo anche da 1.500 a 6.000 euro, eccetera, poi leggeremo completo. Queste sono le note base. Terzo punto, perché poi andrai avanti per un bel po', penso fino a un quarto mezzogiorno ti lascio parlare tranquillo. Qui dice anche nuova guida sotto gli stupefacenti, Arturo, perché spiega queste variazioni, cosa vuol dire una quando è ubriaco, l'altro quando ha stupefacenti, l'altro quando abbandona gli animali, ce n'è per tutto. Per chi guida sotto gli stupefacenti c'ha la bellezza di risulti positivi ai test, la revoca della patente non sarà possibile, Arturo, conseguire una nuova di patente prima di 3 anni. Poi spiegheremo cosa vuol dire con gli stupefacenti. Leggo solo i titoli. Quello anche per l'abbandono degli animali. Noi abbiamo gli animali prima delle persone, almeno io, visto che sono solo, mi accontento. Chi abbandona un animale per strada, attenzione, chi lascerà per strada qualsiasi animale rischierà, caro Arturo, fino a 7 anni di carcere nel caso in cui esso dovesse provocare un incidente stradale con morti, feriti o lesioni personali. Poi l'altro ancora, il problema delle ZTL nelle zone UNESCO. Zone UNESCO, tu spiegherai cosa sono e perché le chiamano così. Con il nuovo codice verrà introdotta anche la ZTL con l'obiettivo di tutelare le zone di particolare rilevanza culturale, paesaggistica, tutelate, di rendere sempre più fruibili il livello turistico. Terzo punto, leggo così poi ne avrai da dire.
Le biciclette, quelle che tu ami, il nuovo codice prevede più garanzie per tutelare i ciclisti. Quindi, nel caso dei sorpassi, l'obbligo è quello di mantenere una distanza di almeno 1,5 metri quando qualsiasi veicolo sorpassa una bicicletta, dove le condizioni stradali lo consentono. Oppure la potenza massima del motore della bici, e qui tu lo spiegherai elettrica, non deve superare, Arturo, i 250 watt, mentre la velocità massima non deve essere superiore ai 30 km orari. Tu spiegherai cosa sono i 250 watt. In più, 2 righe anche sulla tua gioia, i monopattini elettrici che saranno e dovranno essere da oggi già dotati di assicurazione, targa e frecce obbligatorie, e poi spiegheremo tutto il resto, non te lo leggo perché sono 4 pagine. Ultimo punto per adesso, i neopatentati. Anche i neopatentati sono previste strette nel nuovo codice della strada, perché, caro Arturo, verranno innalzati fino a 3 anni, che è un anno, il limite temporale in cui un neopatentato non potrà guidare più le auto potenti, cioè le auto di categoria M1, la potenza specifica è passata dagli attuali 55 kW ai 75 kW. Quindi, quali possono guidare i neopatentati? Sono semplicemente da 250 a 200 la sospensione della patente, quindi ci sono 2 mesi se guidano macchine superiori a quelle regolamentari. Adesso non vado più avanti perché sennò sono troppe pagine, ti ho dato già degli spunti, lascio a te la gioia di parlare e noi siamo felici di ascoltarti, perché oltre a dirlo a livello generale, a livello diciamo tecnico, le dici anche a livello come personaggio politico, e quindi potrei dire se questo codice della strada è al 100% X o è al 50% o si può ancora portare delle modifiche. Scusa Arturo, ma ne ho approfittato perché così tu potrai parlare tranquillamente. Vai, grazie. Sì Luigi, tu hai fatto l'elenco, hai letto quello che c'è scritto nel nuovo decreto. Giustamente queste norme sono mirate a una maggiore sicurezza, ma la lettura in modo critico, come insegna il direttore Cainarca quando legge le notizie, non è solo quella dell'elencazione, ma capire quello che vuole dire la norma. Allora, è giusto usare dei deterrenti, che sono delle sanzioni economiche molto forti per alcuni reati, però bisognerebbe calarli con una realtà che è quella delle nostre amministrazioni, del nostro territorio. Giustamente il codice della strada prevede sanzioni pesantissime per chi guida in stato di ebbrezza, per chi non rispetta determinate regole, però sappiamo benissimo che poi l'applicazione di queste norme riguarda solo i cittadini onesti, perché se io ho una sanzione di 3.000 euro e sono uno che non la paga, nessun giudice mi manderà in carcere per non aver pagato la multa. Se io non ho nulla, alla luce del sole, posso anche non pagarla, quella sanzione, quella multa lì, che sia di 3.000, 6.000, 10.000 euro, tanto continuerò a non pagare, per cui queste norme vanno a colpire, per colpa di pochi, sulle spalle anche dei cittadini onesti, dei semplici cittadini che magari per una volta hanno trasgredito una norma, quindi magari una volta uno è passato col rosso, o una volta uno ha commesso un'infrazione che rientra in quelle che hai letto tu, e quindi giustamente viene punito. Noi ripetiamo da anni che occorrerebbe un maggior presidio del territorio, quindi per una prevenzione e non una norma sanzionatrice dopo che è avvenuto il fatto. La prevenzione sarebbe quello che porterebbe maggiore sicurezza, perché chi è ubriaco e deve andare a casa
non evita di guidare. Se non viene in qualche modo fermato per strada, continua a guidare in stato di ebbrezza. Queste norme servono soprattutto poi alle assicurazioni, perché vanno a colpire dopo che si è verificato un fatto delittuoso, dopo che si è verificato un incidente. Servono, a mio giudizio, poco a prevenire gli incidenti, perché lo sappiamo benissimo ed è come sui motorini imponi, e qui rispondo a una delle tue domande: le biciclette con una potenza che hai detto tu, che corrisponde poi ai 2 kW di un motorino, no? Queste norme delle biciclette, ad esempio, tanto per farti un esempio, io se ho un ciclista che va avanti con la spinta dei pedali, va a una certa velocità, e quindi anche il mio sorpasso come automobile dura molto poco, e quindi mi posso allontanare a 1,5 metri dal ciclista. Però se questo ciclista ha una bici elettrica, e io voglio vedere chi controlla la potenza, perché sappiamo benissimo che queste potenze sono nominali quando escono dalla fabbrica, ma poi è facile incrementarle queste potenze, e i 30 all'ora sono solo teorici, perché se noi ci mettiamo a vedere alcune biciclette elettriche superano abbondantemente i 30 all'ora, come li superano i monopattini. Allora, se una bicicletta elettrica va ai 40 all'ora, quello che non può fare una bici a pedali, i tempi di sorpasso sono molto più lunghi, quindi la mia distanza dal ciclista dura molto più a lunga e occupo maggior parte della carreggiata per molto più tempo. Per cui anche in questo contesto io dico che poi chi controlla tutte queste norme dettagliate e approfondite e giuste, che hanno una finalità della sicurezza, però molte volte, e noi non vogliamo dire in chiave ideologica va tutto bene, bisognerebbe approfondire, bisognerebbe in qualche modo dettagliarle di più con delle norme che specifichino bene le prestazioni di queste biciclette anche dopo. Un esempio per tutti è quello che riguarda l'inquinamento, no? Una volta, prima dell'entrata in vigore degli Euro 2, 3 o 4, c'erano i controlli per i veicoli inquinanti. I vigili, la polizia municipale, la polizia stradale era dotata di spettrografi che potevano controllare effettivamente se i tubi di scappamento di un'autovettura erano inquinanti o meno. Cos'è successo? Per non impegnare le pattuglie della polizia municipale o della polizia stradale, si è introdotto altri concetti, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, che come tante volte non vuol dire che un Euro 3 inquini di più di un Euro 6 se quell'Euro 6 non ha gli iniettori tarati alla perfezione. Per cui il fatto di essere un veicolo che nominalmente non inquina non può essere preso come certezza, no? E come possibile soggetto sanzionato, no? per una questione ambientale. E qui poi si entra nel tema della mobilità elettrica, di quello che inquina la mobilità elettrica nel ciclo completo, dalla costruzione alla vendita o al recupero, al riciclo con le batterie elettriche. Allora, ritornando al nostro codice della strada, sono stati messi dei paletti per cui si sono identificati come veicoli a motore, ad esempio i monopattini, mentre prima non lo erano. Questo ragionamento andava, a nostro giudizio, ampliato anche alle biciclette elettriche, perché non puoi dare un vantaggio a una bicicletta che costa un mucchio di soldi e che può andare in un percorso privilegiato come la pista ciclabile, quello che non potrà fare più da oggi il monopattino elettrico, però la bicicletta elettrica può ancora andare
nelle piste ciclabili e a velocità sostenute. Per cui il passo ulteriore, e noi spingeremo per questo, sarà proprio quello di dotare anche le biciclette elettriche di quelle norme che riguardano i monopattini, perché una bicicletta elettrica adesso raggiunge le stesse prestazioni di un motorino. Un cinquantino, ricordo che per codice della strada anche quello non deve superare i 40 all'ora. Poi lo vediamo sulle nostre strade, i cinquantini vanno oltre questa velocità. Per cui queste norme, l'incognita sarà chi è che controllerà, chi le farà applicare tutte queste norme che sono state varate. Il C'è una sospetto è cosa che devi ancora spiegare, Arturo, che visto che stai tenendo il tema, no? È perché io non ti ho detto tutto, però c'è scritto anche quello, stai tranquillo. Qui dice è stato previsto anche un divieto generalizzato di sosta ai monopattini sui marciapiedi e per quelli noleggiati nelle città dovranno essere dotati di un meccanismo che li blocchi automaticamente se escono dalle zone consentite. Aspetta, perché poi in settimana futura le leggeremo tutte, articolo per articolo. Questi dunque, dice Arturo, potranno circolare solo su strade urbane, divieto di uscire dai centri abitati con il limite di velocità di 50 km/h e non più sulle piste ciclabili e nelle isole pedonali. Non ti leggo ancora tutto, però questo ti serviva per dare una risposta a quello che stavi dicendo tu, o sto sbagliando? Perché queste sono scritte, Arturo, c'è scritto questo, velocità, piste ciclabili, isole pedonali, è tutto scritto, vai tranquillo. Che ne dici di queste risposte? Sì, sono tutte norme condivisibili, però già il codice dice che un monopattino può fare i 50 all'ora, quindi io vorrei paragonare la sicurezza di un monopattino ai 50 all'ora e di un motorino 50 di cilindrata che faccia i 50 all'ora. Un motorino ha le ruote più grandi, è più stabile, ha pneumatici che sono adatti per pioggia, neve, ghiaccio, ha dei freni migliori. Ci sono dei motorini che hanno un sistema di frenante molto evoluto, e quindi io ci leggo una discrepanza, una distonia nell'applicazione di queste norme e soprattutto chi controlla poi, perché lo vediamo noi adesso, ci sono alcune norme del codice della strada che prevede che all'interno di questo, tra virgolette, centro abitato si possano fare alcune cose o non fare alcune cose. Ma il centro abitato come viene definito? Nelle nostre strade non ci sono i cartelli inizio e fine del centro, sono rari i cartelli con la fine del paese o del centro abitato, e non seguono una norma, cioè non seguono una legge che imponga ai comuni di mettere dei segnali dove finisce la loro considerazione del centro abitato, come succede in Francia. Se voi andate in Francia, subito dietro al confine c'è l'inizio paese dove ti mettono il limite dei 50, appena finisce l'ultima casa c'è la fine del centro abitato, è ben specificato. Da noi è tutto aleatorio, anche perché la nostra geografia è un po' diversa da quella degli altri paesi. In alcuni comuni non c'è soluzione di continuità tra un paese e l'altro, no? Nella nostra realtà, quindi non si capisce mai dove finisce un centro abitato o dove inizia un centro abitato. Nella legge andava specificato e dare anche un obbligo, non solo o un vincolo agli automobilisti, ma anche alle nostre amministrazioni locali, che come abbiamo visto sulle norme del codice della strada, come si dice, ci inzuppano il pane, cioè per loro è una gallina dalle uova d'oro, per cui riescono a imporre sanzioni o contravvenzioni per rimpinguare le tasse per quella sicurezza, senza alcun obbligo di dover rispettare anche loro nei confronti degli automobilisti una norma diciamo deontologica, cioè io faccio
un'azione per il bene e rispetto gli automobilisti, non li vedo solo come una mucca da mungere, ma gli do dei servizi e quindi gli do una segnaletica efficiente, gli do dei limiti reali, perché noi lo vediamo sulle nostre strade, magari a 2 carreggiate e 2 corsie per ogni carreggiata con un limite dei 50 all'ora che è improponibile. Nemmeno i pullman del servizio pubblico rispettano questi limiti. Lo vedi tutti i giorni, no? Girando per Torino, Luigi. Per cui se nemmeno i mezzi pubblici possono sostenere questi limiti, perché altrimenti bloccherebbero il traffico, capisci che ci dovrebbe essere una normativa che obbliga anche i comuni a fare alcune cose prima di imporre agli utenti della strada alcune norme, ma sempre nell'ottica della sicurezza, Luigi. Arturo, diamo lo spazio un minuto alla regia e poi riprendiamo, perché voglio che spieghiamo alla gente anche la novità dell'alcoloc, cioè che cos'è. Vabbè, a voi studio, grazie. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. A voi la linea. Grazie, riprendiamo Arturo, perché sono tante purtroppo cose della strada, tutti stanno e tanto, però i principi che discutiamo, per esempio anche questo, grande Arturo, il codice è previsto il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi al volante per i cosiddetti ubriachi recidivi. Quindi c'è l'obbligo dell'alcol sull'auto. Che cos'è l'alcoloc, Arturo? Lo puoi spiegare se lo conosci? Perché qui dice, e poi lo spieghi, che è un dispositivo che impedisce l'avvio dell'autovettura in caso di stato di ebbrezza. Cos'è quel rumore? Che funziona a comunitilometro, cioè più precisamente dice non appena si siederà il conducente dell'auto dovrà soffiare nell'apparecchio, la sua macchina, e l'alcoloc si rileverà un tasso alcolemico elevato, bloccherà l'avviamento dell'auto fino a quando il valore tornerà sotto i limiti previsti. Cioè che cos'è? Un apparecchio nuovo, una cosa? Perché questo sistema dice che è già stato presentato nel 2020 da CNEL ed è già stato sperimentato in molti paesi europei, dove è anche obbligatorio per i mezzi pesanti. Nel caso in cui il test sia positivo, Arturo dice che scatterà immediatamente la revoca della patente e successivamente anche il divieto di conseguire la patente per 3 anni. Ma cos'è? Un'apparecchiatura da mettere sulle macchine? Sarà messa direttamente? Cioè, che cos'è questo alcoloc? Lo conosci? Hai sentito parlare, Arturo? Guarda che è già scritto, Sì, è un dispositivo. Bene, allora, spiegalo bene, e se è una cosa obbligatoria dovrebbe già essere messa dalle macchine, o quando uno acquista la vettura deve come bisogna comportarsi? Vai Arturo, vai. Sì, è un dispositivo che montano alcuni veicoli, non è ancora obbligatorio per tutte le autovetture, ma è un dispositivo che è collegato appunto alla centralina elettronica, che impedisce appunto l'avviamento del motore in caso di un tasso alcolemico elevato. Quindi chi sa che è soggetto a bere e non controlla sempre il tasso alcolemico, lo fa l'autovettura per lui. Se supera un certo limite la vettura non va in moto. Quindi è un ulteriore dispositivo di sicurezza che serve per chi è uso mettersi alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver bevuto, anche perché è un dato che è inconfutabile ed è uguale per tutti, però sappiamo benissimo che molta gente, l'effetto dell'alcol su molta gente è diverso l'effetto che dà per alcuni è diverso per altri. E questo dispositivo viene messo per chi è soggetto, che sono
magari dipendenti dall'uso di alcol o di bevande alcoliche. Questo strumento ad esempio però non serve in caso di droghe o utilizzo di sostanze stupefacenti, perché ci sono alcune sostanze stupefacenti che vengono rilevate solamente con le analisi del sangue, no? Però rientriamo nel ragionamento, Luigi, che facevamo prima, no? Il ragionamento del fatto che questi controlli e questi strumenti possono essere manomessi, no? Perché io, se ho una macchina, ho l'obbligo di mettere questo dispositivo sulla macchina, ma se non soffio dentro la macchina o faccio soffiare al bambino, a mio figlio che ha 5 anni, che è in macchina con me, capisci che manca sempre l'anello dei controlli di chi fa che cosa. Il controllo viene effettuato solo a seguito di un fatto delittuoso, di un incidente o di qualche altro fatto che faccia intervenire la polizia stradale o la polizia municipale, altrimenti è molto raro vedere gli agenti che fermano delle autovetture per controllare che tutto sia in regola, un po' come il ragionamento che anche quello è indirizzato nella sicurezza, che è entrato in vigore proprio il 15 di novembre l'obbligo dei pneumatici da neve, no? Che devi fuori dai centri abitati, anche qui bisogna definire quali sono i centri abitati, devi avere in macchina o le catene o montati i idonei pneumatici. Anche qua la nostra esperienza e la nostra, diciamo così, bibliografia non ci porta a molti casi di controllo, e sarebbe opportuno sapere quante sanzioni sono state elevate per questi reati, che sono anche gravissimi per la sicurezza, per cui abbiamo una giurisprudenza che è più attenta verso alcuni, chiamiamoli reati, alcune infrazioni, che non per altre. Bisognerebbe, per un principio di equità, paragonare tutte le infrazioni sullo stesso livello, soprattutto quelle indirizzate per la sicurezza. Sono state messe altre infrazioni che penalizzano la quota dei punti patente, no? Come i vari sorpassi, le svolte, le hai letti tu prima, sottolineale quelle, ripetile, perché molta gente, per il fatto che non vengono mai controllati, perché è difficile da controllare una svolta a sinistra, un sorpasso, perché in Italia il controllo viene effettuato solo tramite apparecchiature elettroniche, quindi queste non vengono controllate da nessun apparecchio elettronico, e per cui la gente tende a non considerarle, per cui è un'opera lodevole quella che sei tu, rileggere anche quelle che sono, oltre a quelle che conosciamo tutti, che magari siamo incappati tutti, perché chi non è incappato una volta nel superamento dei famosi 10 km all'ora di un autovelox non omologato. Visto che hai toccato il tema dell'autovelox, se il tempo vola e tu tra poco mi lasci, sì, io devo un'altra battuta, no, poi ne parliamo ancora, Arturo, un'altra battuta proprio sull'autovelox. Guarda caso, sembra quasi che tu sai cosa sto leggendo io, che tu sei da un'altra parte. Qui dice: le nuove norme del codice della strada saranno in grado di accertare contemporaneamente più violazioni, perché dice che Salvini ha espresso la volontà di mettere un freno ai rilevatori di velocità usati dai comuni per fare cassa ed evitare quindi l'uso degli strumenti di rilevazione della velocità non omologati. Stringo l'articolo dicendoti che dal 2024 sono vietati sotto i 50 all'ora in città, nelle strade urbane, dette zone 30, tu spiegherai, e nelle strade extraurbane sotto i 90 all'ora. Quindi, nel secondo caso, dunque, se l'obbligo di percorrere quel tratto a 90 km all'ora o inferiore, i sindaci non potranno installare gli autovelox per il controllo elettronico della velocità. Quindi l'autovelox deve essere ben segnalato con un cartello ad almeno
1 chilometro di distanza dal dispositivo stesso, e adesso, Artù, non sarà più così, perché le multe, i rispettivi verbali continueranno ad arrivare nelle case degli automobilisti, ma senza foto del veicolo. Di questa roba qui, che ne dici, visto che ci manca pochi minuti a te? Sì, io dico che che tu hai trattato, sì, è una cosa lodevolissima questa, perché impedisce appunto di piazzare le macchinette solo ed esclusivamente per fare cassa, e che in qualche modo tutela i diritti dei cittadini alla mobilità, no? Perché io prima come sindaco su una strada statale che passa nel mio comune, dove fino all'altro ieri si facevano i 90, metto la macchinetta ai 50 e faccio una raffica come abbiamo visto in molti casi e anche su alcune trasmissioni televisive. Questo adesso non potrà essere fatto, perché è una garanzia per l'automobilista che paga molte tasse, paga il bollo di circolazione e ha il diritto di potersi muovere anche celermente. Quindi garantire almeno sulle statali 90 all'ora, perché sennò facciamo un favore ai signori delle autostrade, perché se tu, faccio l'esempio, da Torino devi andare giù ad Asti e non vuoi prendere l'autostrada, incappi in molti comuni che hanno il semaforo, l'autovelox, e tu per fare 50-60 chilometri da Torino ad Asti, se pigli l'autostrada ti impieghi 30 minuti, no? Se invece fai la statale ci impieghi 1 ora e un quarto. Quindi questi provvedimenti vanno nell'ottica di dare una garanzia di equità anche a chi paga tanto, come gli automobilisti, come ci lamentiamo sempre noi nello scenario del nostro paese, no? Quindi questo è un punto fondamentale di questa riforma, che limita di molto quello che dicevo prima, la discrezionalità delle amministrazioni locali, che per far quadrare i bilanci e soprattutto con una certa connotazione, io metto politica, che vede nell'automobile un nemico da combattere in tutti i modi, un limite a questo modo di amministrare, speriamo che venga applicato, perché sappiamo benissimo poi come queste norme possono essere interpretate o applicate dalla macchina burocratica, e mi limito a dire quella. Speriamo in bene, la strada imboccata è quella giusta, speriamo continui anche per altri provvedimenti. Io adesso saluto gli ascoltatori, ringrazio la regia. Un secondo Arturo, se te lo rubo, perché qui dice che quando scattano le foto, perché è un problema l'auto, lo so, tu hai 3 ore e 1 ora non è molto, ma qui dice che le foto dell'autovelo resteranno custodite dall'autorità e rimarranno a disposizione dell'automobilista, che potrà richiedere in caso di ricorso per multa autovelo. Quindi in ogni caso dovrà essere garantita la privacy, e quindi le foto scattate degli autovelo, Arturo, dovranno avere i volti oscurati o resi riconoscibili anche dei soggetti terzi e targhe di eventuali altri veicoli ripresi. Che ne dici? È una buona cosa, perché la nostra vita privata, a mio giudizio, non deve essere indagata dal grande fratello. Se io già commetto un'infrazione, l'unico modo per garantire che sia io al volante è quello della constatazione immediata. Non, a nostro giudizio, quello che diciamo noi, non può essere fatta e verificata con apparecchiature elettroniche, perché lasciamo troppo in mano al grande fratello l'applicazione di norme e il governo della nostra vita. Questa è una norma della privacy, ma è un po' è come quella che sui giornali oramai anche le notizie di omicidio o di violenze sulle donne non vengono mai messi i nomi, no? Se non, o vengono messe le iniziali. Mentre se tu superavi o passavi col giallo, avevi la foto che era a disposizione di tutti quanti, quindi era un'incongruenza ed era una cosa non equa per tutti quanti. Quindi giusto garantire la privacy, anche perché uno spazio di libertà senza
infrangere alcune norme, ma nella nostra vita ci può essere, no? Io posso andare a giocare a carte con gli amici, non dirlo a mia moglie, voglio che questo sia ancora possibile, no? Di dire faccio qualcosa che non ho piacere che qualcun altro sappia, senza commettere infrazioni o non commettere reati, e tu non mi devi contestare una cosa che non è un reato fare, oppure per una contravvenzione far passare dalla parte del torto o stravolgere la vita privata di una persona. È giusto che queste norme vengano applicate e vengano osservate. Sì. Bene. Grazie Arturo, grazie, vai. Io vi saluto, un abbraccio, una buona giornata, un saluto agli ascoltatori, un abbraccio a te Luigi, un ringraziamento alla regia, ci sentiamo sabato prossimo. Buona giornata a tutti. Ciao, grazie ancora a Radio Libertà che consente a noi di dire quello che c'è scritto, leggiamo quello che c'è scritto, quindi aggiungiamo qualcosa noi in base al problema, in base alle soluzioni, in base a eventuali programmi eccetera. Per esempio, visto che si parlava anche di monopattini elettrici, qui dice, cosa dice il nuovo codice della strada per quanto riguarda specialmente le assicurazioni? Dice: approvato, dobbiamo fare i conti con tutta una serie di novità, tra queste c'è anche l'introduzione di targa e assicurazione per i monopattini elettrici che circolano sulle strade italiane. C'è di più, come promesso da Salvini, è arrivato anche l'obbligo del casco per tutti, minorenni e maggiorenni. Ma dato che siamo pratici, veniamo al sodo. Quanto costa l'assicurazione per i monopattini elettrici? Occhio. Una domanda questa che ci sono posti in molti. Secondo uno studio di Facile IT, oggi ci sono due possibilità per assicurare un monopattino elettrico. La prima è scegliere una polizza RC capofamiglia, l'altra scegliere un'assicurazione monopattino apposita. Chi ha problemi venga pure da noi e poi vi do ancora l'indirizzo dove trovarci e quando. Nel primo caso, polizza RC capofamiglia, si tratta di classiche polizze RC che tutelano il contraente e tutta la sua famiglia e dà moltissime evenienze che in alcuni casi comprendono. Nel secondo caso invece si tratta di polizze RC per la mobilità specifiche per i monopattini e tutelano quindi il contraente nell'eventualità in cui dovesse arrecare danni a terzi o a oggetti di terzi durante la guida di un monopattino. Un'assicurazione che oggi parte da circa 40 euro l'anno per una copertura singola, mentre si parte da 80 euro per la versione che tutela tutti i componenti della famiglia che potrebbero guidare il veicolo. Allora, quale scegliere? Come spiegano gli esperti di Facile.it, sarà fondamentale capire quali caratteristiche dovranno avere i prodotti assicurativi per monopattini alla luce della nuova norma. Il dubbio principale è se l'obbligo di RC sarà sulla persona o sulla targa. A oggi i prodotti in dubbio principale in commercio tutelano la persona, quindi se invece, come sembra, l'obbligo sarà sul veicolo, come per l'RC auto, allora i prodotti dovranno essere adeguati con possibili variazioni anche dei prezzi. Quindi anche questo bisogna stare molto attento perché sono in vigore e bisogna tenersi. Chi non ha conoscenza, chi ha dei problemi e non sa come fare, può chiamarci e noi, come avete sentito, con gente come Arturo e altri che sono proprio specifici e collaborano volontariamente, vi danno tutte le informazioni. E poi invece per quanto riguarda la patente, molta gente ci sta chiamando, questa famosa battuta dichiarata
ergastolo della patente, perché questa è una delle principali novità, è l'introduzione appunto nel 2024 per coloro che guidano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e che commettono reati molto gravi durante la guida. Ad esempio, non fermarsi dopo un incidente. Saranno previsti dei corsi sull'educazione stradale anche alle scuole superiori che daranno diritto a 2 punti in più sulla patente. È prevista la sospensione della patente, ragazzi, da 7 a 15 giorni per chi infrangerà il codice della strada e la decurtazione di 20 punti per le seguenti infrazioni. Occhio, superamento dei limiti di velocità tra i 10 e i 40 km orari, passaggio al semaforo con il rosso, inversioni di marcia dove vietato, sorpasso vietato o a destra, mancata precedenza, mancato rispetto all'alto di un agente del traffico, mancato rispetto della distanza di sicurezza, circolazione contropiano e infrazioni sulle autostrade. Inoltre, altre infrazioni per cui scatta la sospensione breve della patente sono mancato o irregolare uso del casco a bordo dei ciclomotori o motoveicoli, mancato o irregolare uso dei sistemi di ritenuta per cui si intendono i supporti per tenere fermi e in sicurezza i seggiolini dei bambini e dei dispositivi anti-abbandono, uso del cellulare o di altri apparecchi durante la guida. In caso di infrazioni molto gravi e ripetute, potrà esserci la revoca definitiva della patente e se si è causa di un incidente, i giorni di sospensione raddoppiano. Infatti, un conducente che abbia meno di 20 punti e venga sanzionato per uso di smartphone o altri strumenti elettronici potrebbe vedersi applicata la doppia sospensione breve e ordinaria. Quindi io ogni settimana, ringraziando la Radio Libertà, ve li leggerò, ve li porterò e vi continueremo a rielencare quanto è stato dichiarato del nuovo codice della strada, perché sono grosse modifiche, grosse variazioni e non tutti siamo all'altezza di poterle capire e spiegare. Quindi io ricordo ancora dove siamo noi e prima di darvi l'indirizzo e il telefono vi ricordo che nei gruppi con noi fanno parte anche i disabili, i quali proprio da ieri, oggi e domani sono presenti ai campionati italiani di nuoto in vasca corta e noi siamo oggi che è sabato, ecco, oggi pomeriggio per esempio dalle 15 abbiamo 200 metri stile libero, 50 metri farfalla, poi abbiamo 200 metri rana, 400 metri mista, assolute e le premiazioni. Oggi pomeriggio chi volesse venire a trovarci viene appunto a Torino, Palazzo del Nuoto, oggi pomeriggio dalle 15. Poi domani si conclude e abbiamo alle ore 10, dalle 10 in poi, i 50 metri stile libero, 100 metri dorso e poi abbiamo 1500 metri stile libero e 100 metri misti. Con le varie premiazioni ci saranno personali sia sociali che politici che daranno una mano ai nostri disabili alla premiazione, quindi danno un'importanza, visto che si tratta, e noi come associazione siamo appunto i senza limiti, campionati italiani, non è una balla, è una cosa reale, quindi venite in vasca corta e troverete e vedrete. E poi abbiamo anche un'altra cosa, visto che noi siamo a None come ufficio rapporti sociali, il 29 e il 30 e il 1 dicembre
Abbiamo il Natale al cioccolato di None, Piazza Cavour e Centro Storico. Venerdì 29 alle ore 18 c'è l'inaugurazione col dottor Marco Bissaglia, e poi abbiamo anche, pensate, la Gio Squillo che viene a tenerci compagnia e ci fa divertire. Quindi il Natale al cioccolato di None. E a proposito di None, noi siamo presenti appunto a None, in via Volvera 3, dal martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 14 alle 16:30. Chiunque avesse problemi sociali, civili, penali, amministrativi, ha bisogno di CAF, bisogno di patronato, ha bisogno di qualunque tipo di problema, viene, lo esprime e noi cerchiamo di capire e daremo a loro disponibilità con personale qualificato e disponibile. Quindi più di così non so come spiegarvelo. Ci chiamate al 328 07 15 232 oppure ci mandate delle email a @rapportisociali@libero.it e ci trovate così direttamente a tutte le vostre informazioni. Noi vi risponderemo il più presto possibile e vi daremo tutte le indicazioni. E se avete altre domande e non riuscite a trovare noi, potete chiedere alla nostra Radio Libertà, che loro vi daranno risposte chiamando magari lo 02 92 94 7222 oppure inviando dei messaggi per avere sempre informazioni al 340 67 09 659. Io ringrazio appunto la nostra Radio Libertà che ci ha concesso lo spazio, vi do appuntamento a sabato prossimo, vi ricordo oggi e domani di venire appunto al Palazzo del Nuoto, così venite a vedere i campionati italiani organizzati dalla nostra associazione disabili, della quale io ne faccio parte e sono anch'io uno dei loro collaboratori. Grazie a tutti, buon pomeriggio e ci sentiamo sabato prossimo. Grazie a Radio Libertà, a voi studio.